Ancora nessun segnale dal governo per i risarcimenti dei danni provocati dalle eccezionali grandinate di metà luglio in Veneto. Zaia ha nominato un commissario. Rispetto ai fondi per le calamità atmosferiche di quest'estate, ancora oggi non ci sono novità. Vi dico che io ho dato ovviamente disponibilità alla nomina di un dirigente che io considero un fuoriclasse a livello di commissariamento che ho avuto come collaboratore in altre occasioni, che è il dottor Dell'Acqua Nicola, e al quale ho chiesto la disponibilità, me l'ha data per fare il commissario anche per questo fronte. Qui dipende dal governo, nel senso che noi sul commissariamento siamo pronti. Rispetto all'elargizione, quindi a stabilire delle cifre, stiamo attendendo risposta dal governo, visto e considerato che ad oggi noi non abbiamo novità. A Marmac tanti temi affrontati dal presidente della regione, non ultimo il reperimento di autisti per i mezzi pubblici all'estero. Nessun aggiornamento, e CPR è un anello della catena, diciamo, dell'immigrazione, un anello fondamentale. Voglio ricordare ai cittadini, perché molti me lo chiedono, che il CPR è una detenzione amministrativa, quindi non è un luogo dove si entra e si esce, si entra e per uscire bisogna tornarsene a casa, cioè vieni accompagnato nel tuo paese. Quindi il tema è questo. Dopodiché il CPR nulla a che vedere con gli arrivi a Lampedusa, nel senso che il CPR serve per avere detenzione, diciamo, amministrativa per un massimo di 18 mesi per quei cittadini che hanno il decreto di espulsione e se ne devono tornare a casa. E dove si aprirà non si sa ancora? No, non si sa nulla. Quello di Rovigo era una buttata? Non ve lo so dire, cioè come probabilmente sono state buttate anche le province di Treviso, di Venezia o di Verona, che molto probabilmente sono state messe in relazione alla presenza di un aeroporto, perché poi l'espulsione molto spesso avviene tramite, diciamo, aereo e quindi l'aeroporto. E non ve lo so dire, il CPR non compete a noi, è una scelta ministeriale che si attua attraverso ovviamente il soggetto attuatore, che è il prefetto della città capoluogo. È di un orgoglio estremo, visto e considerato che questa fiera si sta facendo spazio a livello internazionale. Fiera Verona è fiera di Vinitaly, la più grande fiera a livello internazionale dei vini, la fiera a cavalli, anche qui siamo i primi al mondo. Marmoma, che altro primato, e sta parlando di un comparto che fa oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro di fatturato, ma soprattutto un comparto che può vantare di avere oltre 170 paesi presenti qui in fiera. Abbiamo noi sempre la difesa del lavoratore residente, locale, di chi ha famiglia e un progetto di vita, ci mancherebbe, ma davanti all'impossibilità di trovarne bisogna comunque trovare una soluzione, perché i pullman ce li abbiamo, fra l'altro abbiamo un parco macchine che è il più nuovo e più ammodernato d'Italia, è giusto che si muova e non resta nei garaggi. Non è che è una soluzione che cerchiamo, però è pur vero che in un mondo globale, nel momento in cui ti mancano dei lavoratori e deve essere assodato che nessuno è disponibile, bisogna trovare una soluzione. Altre soluzioni io non ne conosco e direi che anche sul fronte dei medici qualche riflessione andrebbe fatta.